Seconda parte del nostro telegiornale. Bronzi di Riace o bronzi di Sicilia? Dopo il ritrovamento nell'agosto del 72 delle statue a largo delle coste calabresi arrivano nuovi riscontri all'ipotesi sull'origine siciliana formulata negli anni 80 da due archeologi americani, rilanciata recentemente dallo studioso Anselmo Madeddu. Una ricerca scientifica presentata oggi al Teatro Comunale di Siracusa conferma i racconti dei vari testimoni che negli anni hanno parlato del ritrovamento a Brucoli non di due ma di un intero gruppo scultoreo depredato da archeotrafficanti. Lo studio recentemente pubblicato su un'importante rivista scientifica vede l'Università di Catania in prima fila. Noi adesso sentiamo da loro i risultati della ricerca. Questo studio realizzato da 6 università che vede Catania capofila insieme a Ferrara e a tante altre mette appunto il sigillo scientifico alla ipotesi siciliana sui bronzi di Riace. In base a quali prove? Esattamente, è proprio così, mette un sigillo ad una prova che è schiacciante. Inizialmente abbiamo iniziato studiando le terre di saldatura, cioè le terre che si ritrovavano a saldare frammenti diversi della statua che coincidevano con le terre dei Pantanelli. Oltre a questo ora abbiamo anche una prova legata all'alterazione del bronzo, che è tipico di fondali profondi che non hanno niente a che fare con Riace, e anche delle incrostazioni profonde, anche queste che sono estranee all'ambiente di Riace. A San Leone, frazione balneare di Agrigento, è crollata la pista ciclabile inghiottita dal mare. Ora a rischio anche il viale delle dune. Sentiamo Davide Sardo. Un disastro annunciato e oggi purtroppo diventato realtà. Ad Agrigento, a San Leone, la pista ciclabile è crollata, trascinata via dall'erosione del mare. Le immagini Mare Amico parlano da sole, un tratto di costa che cede metro dopo metro. E non è finita, il movimento franoso ora minaccia anche il viale delle dune, una strada fondamentale per residenti e turisti, un fronte che si allarga, un pericolo che cresce. Claudio Lombardo, coordinatore di Mare Amico, ha contattato l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino. Lei assicura che ogni ente ha fatto la propria parte. Tutti i passaggi, dice, sono stati completati, ma tutto è fermo, bloccato alla Corte dei Conti e mentre le carte restano sul tavolo, la costa continua a cedere. Agrigento aspetta risposte e soprattutto interventi immediati, prima che il mare si prenda anche il resto. E questa mattina, su iniziativa dell'ASP di Catania e alla presenza del direttore generale Laganga Assenzio, nella hall dei reparti di pediatria di odontoiatria speciale e riabilitativa dell'ospedale, l'aria si è riempita grazie al primo appuntamento in corsia, il progetto della Brigata d'Arte Siciliatro, che porta arte, racconti e poesia nei luoghi di ricovero e cura dei bambini e ragazzi. Per un'ora, tra colori, musica e piccole meraviglie, la sala di attesa si è trasformata, come vedete, in uno spazio di immaginazione e leggerezza. A dare spettacolo due professionisti, Andrea Arena e Marina Rubini, della compagnia di clown Sbar Clown, insieme a due musicisti della Brigata d'Arte, il fisarmonicista Salvo Tomaselli e il batterista e tamburellista Orazio Pulvirenti. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con il calcio. Inizieremo a parlare del Catania che domenica sarà a Potenza. A tra poco. A Palermo rinasce il quartiere di Borgo Nuovo, riconsegnato il crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti nella chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza tra gli altri del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che torna sulla polemica di Atreo con gli studenti di medicina. Orazio Longo. Noi stiamo facendo per la prima volta dopo 25 anni entrare 55.000 studenti in università per formarsi. Quello che mi dispiace è che ci sia una contestazione politica che prevale sui contenuti. L'occasione è la rinascita di Borgo Nuovo a Palermo con la cerimonia di riconsegna del crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti nella chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell'arcivescovo Corrado Lorefice, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.
Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, torna sulla polemica di Atreia e sui test universitari di medicina. Dal 1° settembre noi abbiamo aperto il fascicolo universitario formativo di 55.000 studenti che stanno accumulando i loro crediti formativi, che potranno portarsi dappertutto. Lasciamola finire questa riforma, almeno per quest'anno, diamo una chance agli studenti, non a me. Sulla battuta berlusconiana citata da Atreia, siete sempre dei poveri comunisti, nei confronti dei contestatori, replica così. No, basta con la citazione, basta per piacere con la citazione. Uno studio di 6 università conferma l'ipotesi siciliana sui bronzi di Riace, la ricerca presentata a Siracusa. Lorena Dolci. Bronzi di Riace o bronzi di Sicilia? 57 anni dopo il ritrovamento ufficiale dei 2 capolavori a largo delle coste calabresi, arrivano nuovi riscontri all'ipotesi sull'origine siciliana, formulata negli anni '80 da 2 archeologi americani e rilanciata recentemente dallo studioso Anselmo Madeddu. 15 ricercatori di 6 università, Catania e Ferrara in prima fila, hanno comparato le terre di saldatura per unire i vari pezzi delle statue e analizzato le incrostazioni sulla pelle dei bronzi, risultati compatibili con i fondali di Augusta e non con quelli di Riace. Lo studio è stato presentato al Teatro Comunale di Ragusa. La conclusione è questa: le statue sono state costruite a Sibari, istate a Siracusa, poi naufragate a Brucoli e poi rinvenute a Riace. E la conferma scientifica ai racconti dei vari testimoni che negli anni hanno parlato del ritrovamento a Brucoli non di 2 ma di un intero gruppo scultoreo che sarebbe stato depredato da trafficanti. Andare a recuperare queste testimonianze e risalire ai venditori e soprattutto agli acquirenti, a chi ha acquistato queste statue, consentirebbe alla magistratura, consentirebbe a chi sta indagando in questo momento di risalire e di soprattutto recuperare il patrimonio. Un ricco patrimonio che continua ad essere saccheggiato, come dimostra l'operazione di ieri contro un'organizzazione internazionale di tombaroli. Io in questi giorni ho trovato un C-47, un aereo di trasporto americano, proprio nella zona interessata da queste ricerche, ma è la prova provata della ricchezza incredibile della Sicilia e del suo patrimonio sommerso. Ci fermiamo a una breve pausa, poi un'ampia pagina dedicata allo Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il giallo di Tony Drago, morto 11 anni fa nella caserma Sabatini di Roma. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a indagini inefficaci. La mamma non ha mai creduto al suicidio. Pizzo dal carcere con una videochiamata, 250.000 euro per la messa a posto e l'estorsione subita dai dipendenti della Cosedil che fa capo a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia. A Termini Imerese è arrestato l'uomo che faceva prostituire la convivente per 100 euro, approfittava della sua vulnerabilità psicologica. Slitta al 16 dicembre il click day per Sicilia Express che deve riportare a casa per le feste fuori sede. La regione parla di problemi tecnici. Un biglietto d'ingresso per pregare a Sant'Agata e polemiche in cattedrale a Catania nel primo giorno del percorso turistico Arte Ecclesia. Gli organizzatori chiariscono. Il Catania capolista reduce da 3 vittorie di fila oggi a Potenza. Ballottaggio a centrocampo, per il resto toscano dovrebbe schierare lo stesso 11 visto con il Crotone. Cora calcio, pari del Trapani al provinciale contro il Cosenza, finisce 1-1, secondo pareggio consecutivo per il Siracusa. Il giallo di Tony Drago, morto il 6 luglio del 2014 nella caserma Sabatini di Roma. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia. Indagini inefficaci. Emanuela Corsi. Io voglio sapere la verità. La verità, quella vera. Cosa è successo a mio figlio?
Parlava così Sara Intranuovo, la madre di Tony Drago, nella trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Era il 2017, 3 anni dopo la morte del figlio, il caporale siracusano ritrovato senza vita il 6 luglio 2014 nella caserma romana. Il militare, che all'epoca aveva 25 anni, si sarebbe gettato nella notte da una finestra della caserma. Il caso fu archiviato dalla Procura di Roma, che indagava come suicidio. Una tesi che non ha mai convinto i familiari. A distanza di 11 anni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver indagato correttamente sulle cause della morte. C'è un passaggio della sentenza che è abbastanza paradigmatico di quello che è il pensiero della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché a un certo punto la Corte dice, sembra quasi che la Procura non volesse fare indagini, non volesse approfondire le cause della morte. Sono tanti i punti oscuri di questa vicenda. Ci sono tutta una serie di criticità riscontrate dai periti indipendenti nominati dal GIP che escludono la morte per suicidio. Si parla per esempio dell'enfisema polmonare, delle lacerazioni sulla schiena di Tony Drago, ma soprattutto delle gocce di sangue rinvenute sulla schiena, sulle gambe, sul corpo del povero ragazzo di Siracusa, che tendono ad escludere la morte per suicidio. L'unica ipotesi che sopravvive è la morte per omicidio, così come descritta dagli stessi periti nel corso dell'udienza davanti al GIP, e quindi se è stato un omicidio ed è stato un omicidio, quel delitto rimane ad oggi impunito. Sara Intranuovo, che da anni si batte per la morte del figlio, torna a sperare di avere giustizia. Una richiesta di pizzo, ben 250.000 euro per una messa a posto, una minaccia fatta in videochiamata da 2 estorsori al capocantiere tramite uno smartphone consegnato da un ragazzo minorenne. Solo dopo si scoprirà che uno dei criminali era collegato dal carcere di Palermo e l'altro dal penitenziario di Agrigento. È l'estorsione subita dal dipendenti della Cosedil, ditta che fa capo a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone. La Procura di Palermo torna a chiedere l'arresto per 13 indagati dell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità, per i quali il GIP aveva negato i domiciliari. Maglio Viola. La Procura di Palermo ha deciso di ricorrere contro la scelta del GIP Carmine Salustro, che nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità e non soltanto ha disposto soltanto 3 misure di arresti domiciliari rispetto alle 18 richieste e altre 3 misure minori. Il GIP aveva disposto i domiciliari per l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, ma soltanto per uno dei 2 capi d'accusa, escludendo l'arresto per il secondo e configurando il reato di traffico di influenze invece che quello di corruzione. E ancora per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia, e per Antonio Iacono. In aggiunta, il GIP aveva emanato 3 misure minori, ovvero l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'ex braccio destro di Cuffaro Vito Raso, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone aveva deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con in aggiunta l'interdittiva dei pubblici uffici. I pubblici ministeri adesso hanno proposto appello avverso il rigetto dei domiciliari per tutti gli altri indagati, tranne che per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano e per Vito Fazzino. Per quest'ultimo, già in fase di interrogatorio preventivo, i PM avevano rinunciato alla richiesta di arresto. Nel suo ricorso al Tribunale del riesame, la Procura chiede di disporre invece gli arresti per tutti, come detto tranne Romano e Fazzino, di riqualificare in corruzione e non più in traffico di influenze il reato per Cuffaro e disporre una seconda misura di domiciliari per lo stesso Cuffaro. Faceva prostituire la compagna per 100 euro a patto di partecipare, arrestato un uomo dai carabinieri Termini Imerese. Sentiamo Marco Gullà. Faceva prostituire la sua compagna a patto che al sesso partecipasse anche lui, che guardasse semplicemente o fosse uno degli uomini a sottometterla, poco sarebbe cambiato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 57 anni accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel tariffario delle prestazioni dettagliato e divulgato attraverso annunci online specificava i costi per procacciare i clienti, fino a 100 euro per un incontro, anche a domicilio. Le indagini condotte dai militari sotto la direzione della Procura hanno avuto inizio da una denuncia presentata da un vicino che aveva notato nell'abitazione dell'indagato un continuo via vai di uomini nell'arco di poche ore.
Così da agosto a settembre scorsi gli investigatori hanno messo gli occhi sui comportamenti dell'uomo e sulla casa denunciata. Sono state le intercettazioni telefoniche a incastrare il 57enne. E da queste che emergerebbe che l'uomo, approfittando anche della vulnerabilità psicologica della sua convivente, avrebbe orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione. Slitta al prossimo 16 dicembre l'acquisto dei biglietti per il Sicilia Express, previsto inizialmente a partire da sabato 13. Il treno, che partendo da Torino raggiungerà l'isola con 2 diverse destinazioni, Palermo e Siracusa, effettuerà 2 tratte, una il 20 dicembre e l'altra il 27. Il ritardo nella vendita dei biglietti è da attribuire a un problema tecnico durante l'allineamento dei canali di vendita, come si legge sul sito delle Ferrovie di Stato. Italiani dunque saranno a disposizione soltanto per pochi giorni. I posti disponibili sono circa 600 a tratta, mentre il costo varia da 25 circa a 30 euro. Un biglietto per pregare Sant'Agata e polemiche in cattedrale a Catania nel primo giorno di Arte Ecclesia, un percorso turistico integrato e mirato a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città. Il servizio di Tonino De Mana. È assurdo che per poter fare una preghiera a Sant'Agata ed entrare in chiesa mi sono stati chiesti dei soldi, di pagare un ticket per entrare in chiesa. Amarezza e delusione nelle parole di Valentina, che si è vista chiedere dei soldi per entrare in cattedrale a Catania e fare una preghiera a Sant'Agata. Partenza forse con qualche incomprensione per l'innovativo parco culturale con percorso turistico integrato chiamato Arte Ecclesia Catania, finalizzato a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città, coniugando fede, arte e turismo. Di fatto, diversi fedeli sono stati fermati all'ingresso del Duomo, come racconta la stessa Valentina. All'ingresso mi trovo un tizio con un cartellino attaccato al collo che mi ferma e mi dice: signora, dove sta andando? Io ho detto educatamente, ho risposto: mi sto recando in chiesa per fare una preghiera alla Santuzza. Questo tizio mi dice: signora, per entrare deve fare il biglietto alla botteghino, al ticket, perché chi non è residente non può entrare senza pagare. Porte, anzi i portoni della cattedrale aperti e nessun biglietto per pregare Sant'Agata, anche se c'è un distinguo, come spiega Paolo Babbo, amministratore Arca, già gestore del Museo Diocesano. I turisti sono chiamati, così come in tanti altri luoghi d'Italia, d'Europa, del mondo, a pagare un ticket per poter usufruire dei servizi aggiuntivi che sono connessi a questa attività. La fede di Agata è in tutto il mondo, quindi si può essere anche turisti e devoti, e in questo caso cosa fare? I miei collaboratori, le persone che stanno lavorando qui, mi hanno segnalato 1, forse 2 casi di persone che hanno chiesto questa cosa. Vogliamo precisare che per vedere Agata e per far pregare Agata non si paga? I fedeli, coloro che vogliono entrare in una chiesa per pregare, entrano per pregare, specificando agli operatori che entrano per pregare. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini a Palermo è tornata sulla polemica di Atreju con gli studenti di medicina. Orazio Longo. Noi stiamo facendo per la prima volta dopo 25 anni entrare 55.000 studenti in università per formarsi. Quello che mi dispiace è che ci sia una contestazione politica che prevale sui contenuti. L'occasione è la rinascita di Borgonuovo a Palermo con la cerimonia di riconsegna del crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti nella chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell'arcivescovo Corrado Lorefice, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, torna sulla polemica di Atreju e sui test universitari di medicina. Dal 1° settembre noi abbiamo aperto il fascicolo universitario formativo di 55.000 studenti che stanno accumulando i loro crediti formativi, che potranno portarsi dappertutto. Lasciamola finire questa riforma, almeno per quest'anno. Diamo una chance agli studenti, non a me. Sulla battuta berlusconiana citata da Atreju, siete sempre dei poveri comunisti, nei confronti dei contestatori, replica così. No, basta con la citazione, basta per piacere con la citazione. La magia delle feste nel libro Benvenuti a casa Natale, una storia scritta dal giovane autore Samuel Tasca che incanta adulti e bambini. Veronica Barbarino.
In una fredda notte di dicembre, mentre una tormenta avvolge tutto, prende vita una storia capace di riportare la magia del Natale nei cuori di grandi e piccoli. È la storia raccontata nel libro Benvenuti a Natale. Protagonisti Greta e Nicola, un'anziana coppia senza figli, la cui vita viene sconvolta ma anche illuminata dall'arrivo inaspettato di 3 piccoli orfani. È il mio primo romanzo e cerca di portare un messaggio di generosità e di come un singolo atto di generosità può veramente cambiare il destino di chi lo riceve. Nicola, infatti, colpito dalla dolcezza dei bambini, decide di compiere un gesto semplice ma destinato a diventare leggendario. Intaglia nel legno un trenino, il primo giocattolo della nuova loro vita insieme. A tutti noi che viviamo a volte in un mondo troppo disincantato, l'augurio è quello in questo Natale di essere gentili. Perché la magia non si trova nei regali, ma nell'affetto con cui vengono donati. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo. Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Scandalo sanità, il sistema Cuffaro e le intercettazioni tra l'ex governatore e l'assessore Amata nell'appello della Procura. A Catania, per la chiusura della festa dell'unità, la segretaria nazionale del PD Ellis Line sfida il presidente della regione Schifani, vada a casa. Enna, pestato in piazza durante una lite, muore dopo 12 giorni di ricovero al Cannizzario di Catania, un 23enne accusato di omicidio volontario. A Gela, dopo il rogo doloso che ha distrutto un punto vendita ancor prima dell'apertura, manifestazione di solidarietà al gruppo Zangaloro. Palermo, scoperto giro di mazzette anche sui morti, chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme dal policlinico. In 15 tra dipendenti dell'ospedale e titolari di pompe funebri finiscono in carcere. Catania, la droga nascosta nei bidoni dei rifiuti, nei tombini, negli anfratti nei muri del quartiere San Berillo. Blitz della polizia, arrestate 36 persone di nazionalità africana. 4 ladri incappucciati armati di pistola tentano la rapina in un supermercato di Catania. I dipendenti non possono aprire la cassaforte, vengono legati e derubati. Stamattina altra rapina, ladro in azione in una stazione di carburanti sull'asse dei servizi. Calcio, amarezza Catania per il pari a Potenza, la squadra di Toscano, apparsa meno brillante di altre gare, recrimina per un gol regolare annullato a Rolfini. Ancora buongiorno e ben trovati. Spuntano altre intercettazioni nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità e compare anche una conversazione dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro. Sentiamo Maglio Viola. Spunta anche il nome dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, in un supplemento di intercettazioni a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro nell'ambito dell'inchiesta su presunti appalti truccati in sanità e non soltanto. L'intercettazione in questione è del gennaio 2024 e gli inquirenti l'hanno inserita nel ricorso al Tribunale di riesame contro la decisione del GIP di cassare uno dei 2 motivi di arresto per Cuffaro e disporre i domiciliari soltanto per 3 persone, fra cui Cuffaro, sulle 18 per le quali era stata avanzata la richiesta. La procura ha rinunciato a 2 di quei provvedimenti ma chiede che vengano emessi tutti gli altri 16. La discussione intercettata è fra Cuffaro, l'assessore Amata e il manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone, che all'epoca non era stato ancora nominato. Verte proprio sull'inserimento di Caltagirone nella terna dei papabili. Fra le altre intercettazioni poi ci sarebbe la prova, secondo la procura, di un favore fatto al manager da Cuffaro, che si sarebbe occupato del trasferimento della moglie, che non si sentiva più a proprio agio nel proprio posto lavorativo. Uno spostamento fra l'AST, l'azienda siciliana trasporti, e la SAS, la società Servizi Ausiliari Sicilia, guidata da un fedelissimo di Cuffaro. L'interessamento dell'ex governatore, prima nel far nominare Caltagirone ai vertici dell'azienda, poi nell'aiutare la moglie, sarebbe stato, per l'accusa, finalizzato a potersi poi garantire la fedeltà del manager. In cambio degli aiuti, Caltagirone avrebbe favorito una società sponsorizzata dal suo referente politico, la Dussmann, nell'aggiudicazione di un appalto, sostiene l'accusa, che chiede di tornare a configurare il reato di corruzione per Cuffaro e non in semplice traffico di influenze e di disporre l'arresto anche per Caltagirone.
A Catania, per la chiusura della Festa dell'Unità, la segretaria nazionale del PD Ellis Line sfida il presidente della regione Schifani, dice vada a casa. Sentiamola. La nostra attenzione è massima per la situazione politica in Sicilia, perché è chiaro che il presidente della regione Schifani non è in condizioni, non è nelle condizioni politiche di segnare una discontinuità e un cambiamento rispetto al grave sistema di potere che è emerso nelle tante inchieste che purtroppo coinvolgono la regione. È per questo motivo che noi chiediamo a lui di fare un passo indietro e di lasciare respirare quest'isola, che ha bisogno di cambiamento e ha bisogno di poter vedere futuro, restituire speranza soprattutto ai tanti giovani siciliani che stanno emigrando perché non hanno una prospettiva solida. Quelle inchieste fanno emergere un sistema di potere che intacca concorsi, manager della sanità, ma pure la distribuzione delle risorse al terzo settore, che in questa regione in particolare invece avrebbe bisogno di criteri trasparenti per poter stare al fianco di quei siciliani che fanno più fatica, e purtroppo quello che stanno vedendo allontana ancora di più la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Pestato in piazza durante una lite a Catena Nuova, nell'Ennese, muore dopo 12 giorni di ricovero al Cannizzaro di Catania. Un 23enne del posto è accusato adesso di omicidio volontario. Il movente sarebbe legato a vecchi rancori tra le famiglie. Roberta Lunghi. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, 57 anni, di Catena Nuova nell'Ennese, sposato e padre di un figlio. L'uomo era stato brutalmente picchiato il 3 dicembre in pieno centro del paese in una piazzetta frequentata dai cittadini. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro. Dopo 12 giorni di prognosi riservata, De Luca non ce l'ha fatta, lasciando sgomento nel comune dell'Ennese, la cui amministrazione, in segno di cordoglio, ha annullato la premiazione di studenti meritevoli già prevista. L'aggressore, un 23enne del luogo, che al momento è a piede libero, prima indagato per tentato omicidio, ora è accusato di omicidio volontario. Durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane si è dichiarato estraneo ai fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata da contrasti personali tra due famiglie. Quando i vicini sono intervenuti, De Luca era a terra ferito. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Enna, che stanno cercando di ricostruire la vicenda attraverso la raccolta di testimonianze che diventano fondamentali alla luce del fatto che l'area dell'aggressione non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima per fare luce sulle cause del decesso. A Catania la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato armi, munizioni e sostanza stupefacente all'interno di un casolare abbandonato situato in un parco del quartiere Montepo. Durante il servizio una pattuglia ha notato alcune persone nei pressi dei rudi del casolare che alla vista dei finanzieri si sono allontanate rapidamente lungo il pendio della collina. Insospettiti, i finanzieri hanno ispezionato l'area e hanno trovato quello che stiamo vedendo anche in queste immagini. E adesso andiamo a Gela. Dopo l'incendio doloso che ha distrutto il nuovo punto vendita Zangaloro, prima dell'apertura ufficiale, istituzioni e cittadini sono riuniti di fronte a ciò che resta del locale. Questa è la vera città, è stato urlato in piazza. Gerry Italia. Un centinaio di persone si è radunato davanti ai resti del punto vendita del gruppo Zangaloro a Gela, distrutto da un incendio doloso nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, prima dell'apertura. Il sit-in era stato convocato dal sindaco Terenziano Di Stefano dopo il rogo che ha colpito un investimento destinato alla ristorazione, con una previsione di almeno 14 assunzioni. Presenti amministratori locali, sindacati, associazioni datoriali, partiti di centrosinistra e centrodestra, associazioni e società sportive, l'antiracket e anche diversi imprenditori. Per motivi di lavoro i titolari dell'azienda che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, non avrebbero ricevuto minacce o richieste estorsive. Gela non è quella che è alle mie spalle, ma Gela è quella che è davanti a noi, una Gela che guarda al futuro e che assolutamente ha allontanato questo tipo di passato da diversi anni. Sul piano giudiziario, il commissariato di polizia e la procura di Gela stanno conducendo le indagini per accertare le responsabilità del rogo. I sindacati hanno sottolineato l'impatto
che episodi di questo tipo hanno sullo sviluppo economico e sull'occupazione. Dall'associazione anti-racket di Gela invece è arrivato un invito diretto agli imprenditori a segnalare pressioni o intimidazioni. Al sit-in ha partecipato anche l'imprenditore niscemese Emanuele Lionti, da anni sotto scorta dopo aver denunciato i suoi estortori. È importantissimo che l'imprenditore che subisce questi atti senta la vicinanza degli altri imprenditori e in questo caso anche dell'istituzione, del sindaco e dell'associazione di categoria. La vicenda, come annunciato dal Comune, sarà segnalata anche alla Commissione Nazionale Antimafia. Resta aperta la questione sul futuro del punto vendita e sui tempi di un eventuale nuovo avvio dell'investimento. E adesso a Palermo, dove venivano chieste mazzette per restituire e vestire i morti, il business all'obitorio del Policlinico, sono stati chiesti 15 arresti, chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme. Marco Gullà. Il rilascio delle salme al Policlinico di Palermo era diventato un business. Lo ha scoperto la procura, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. C'erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell'obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente. Tra questi imprenditori anche Francesco Trinca, noto operatore del settore. I dipendenti dell'ospedale, in cambio di denaro, acceleravano e oliavano le pratiche per la definizione del rilascio delle salme o delle vestizioni affidata dai familiari alle imprese funebri e la cura degli aspetti burocratici. L'inchiesta nasce a Milano, dove gli investigatori hanno intercettato uno dei titolari di pompe funebri di Palermo, incaricato da un collega milanese di occuparsi delle pratiche per il trasferimento nel capoluogo lombardo del cadavere di un uomo morto in Sicilia. Non sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti, il palermitano ammetteva candidamente al telefono di aver dato 100 euro a un operatore della camera mortuaria, aggiungendo: perché qui funziona così. A Palermo morire era complicato, essere seppelliti ancora peggio, non c'era bisogno dell'inchiesta di oggi. I cimiteri di Palermo per anni sono stati la vergogna dell'intera nazione, quindi tutto quello che gira intorno a questo mondo ha prodotto effetti devastanti. Noi abbiamo informatizzato le procedure, seppelliamo in giornata. Tra gli episodi finiti nell'inchiesta anche la pratica relativa alla salma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso fuori da una discoteca di Balestrate a gennaio del 2024. Il marito di una donna deceduta invece avrebbe pagato 50 euro per vedere la salma della moglie mentre si trovava ancora nei sotterranei, prima che venisse portata in obitorio al Policlinico. Sgominata dalla polizia una piazza di spaccio a Catania, nel quartiere San Berillo Vecchio. 38 gli indagati, tra i quali 36 sono finiti in carcere. I pusher erano tutti di origine africana. La droga era nascosta anche nei bidoni dei rifiuti. Roberta Lunghi. Catania, quartiere San Berillo Vecchio, scenario di una piazza di spaccio consolidata da anni nel cuore della città, concessioni di droga per 24 ore al giorno. Gli acquirenti venivano accompagnati in punti ben precisi del quartiere per la contrattazione e poi la definitiva cessione dello stupefacente, cocaina, crack, marijuana e hashish, in dosi accuratamente celate in vari luoghi, fessure dei muri, bidoni dei rifiuti, tombini. Migliaia di episodi documentati dagli investigatori grazie alle immagini delle telecamere sul territorio hanno portato a un'operazione della polizia che ha arrestato 36 persone, tutte di origine africana. Altri 2 indagati sono stati sottoposti a divieto di dimora e obbligo di permanenza notturna. Le indagini coordinate dalla procura e condotte dalla squadra mobile di Catania hanno documentato la struttura dell'attività criminale, scoprendo anche dei fornitori catanesi che garantivano rifornimenti rapidi per non interrompere l'attività. Tra i reati contestati, oltre alla droga, anche rapine ed estorsioni ai danni di assuntori e l'utilizzo di motoveicoli rubati con accusa di ricettazione. In un caso documentato, la vittima di una rapina è stata ridotta in stato di incapacità dopo aver assunto droga e costretta a pagare 320 euro per riavere il proprio cellulare. Sequestrati chilogrammi di stupefacente e recuperate centinaia di dosi. Ulteriori 16 persone sono state poi arrestate e 12 denunciate per detenzione ai fini di spaccio.
Rapina all'alba di oggi a una stazione di carburanti sull'asse dei servizi di Catania in direzione della città. Un uomo che indossava un casco si è avvicinato all'addetto che stava prelevando il denaro dalla colonnina del self-service e dopo averlo spinto a terra gli ha sottratto l'incasso ed è fuggito a bordo dello scooter con cui era arrivato sul posto. Su questa rapina sta indagando la polizia. E ieri c'è stato un assalto armato in un supermercato di Catania, è avvenuto anche questo all'alba. 4 banditi incappucciati e con le pistole hanno sequestrato 2 dipendenti dell'Eurospin di via Castaldi. Volevano che aprissero la cassaforte, non riuscendoci li hanno legati, minacciati e prima di fuggire li hanno derubati dei loro soldi. Eva Spampinato. Catania si sveglia sotto shock per un assalto armato che ha il sapore di un vero e proprio sequestro lampo. Poco prima dell'alba, nel silenzio di via Sabato Martelli Castaldi, vicino al viale Mario Rapisardi, 4 uomini incappucciati e armati di pistola hanno preso di mira il supermercato Eurospin. L'obiettivo era la cassaforte e per arrivarci i 4 uomini hanno sequestrato 2 dipendenti incaricati dell'apertura. I 2 dipendenti sono ancora sotto shock ma stanno bene. Questa mattina all'alba sono stati intercettati da 4 banditi quando si trovavano qui alle spalle del supermercato nella zona del magazzino. Sono stati costretti ad aprire e entrare in cerca della cassaforte. Appena varcata la soglia, l'incubo sotto la minaccia delle armi, i lavoratori sono stati immobilizzati e legati con fascette di plastica. I rapinatori pretendevano le chiavi della cassaforte ma i dipendenti non le avevano. Così è iniziato il tentativo di forzarla con un flex ma senza successo. I 2 dipendenti non hanno visto in volto i malviventi anche perché li costringevano a stare con la testa bassa, ma hanno riferito che parlavano con un chiaro accento catanese. E poi un altro dettaglio inquietante: i banditi sembravano alterati, come se fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti. Prima della fuga, l'ennesima violenza, i 4 uomini hanno rubato ai dipendenti i pochi soldi che avevano in tasca. Questi sono stati poi liberati da 2 colleghi arrivati per il turno di mattina, sconvolti dall'immagine che si sono ritrovati davanti. Un sequestro lampo che poteva finire in tragedia e che adesso è al vaglio dei carabinieri. Sequestrate le immagini delle telecamere di sicurezza. Adesso una breve pausa, poi parleremo di sanità ma anche di Olimpiadi. A tra poco. Case e ospedali di comunità, investimenti targati PNRR, abbattimento delle liste d'attesa e il ruolo dell'informazione, tempo di bilanci per l'ASP di Catania. Sentiamo con Tonino De Mana. Abbattimento delle liste d'attesa, investimenti targati PNRR, case di comunità, ospedali di comunità ed il ruolo dell'informazione che serva da confronto e da interfaccia con l'utenza. L'appuntamento per lo scambio di auguri con la stampa per l'ASP di Catania è un momento utile per stilare un bilancio di fine anno. A tracciarlo è il direttore generale Giuseppe Lagangasenzio. Riusciremo a raggiungere il target di riferimento con le 28 case di comunità che realizzeremo in ambito provinciale, con i 10 ospedali di comunità. Siamo già partiti quest'anno con la prima casa di comunità hub pilota, che è quella del San Luigi, che sta dando dei risultati importanti in termini di presa in carico del paziente cronico e non solo. Abbiamo lavorato pienamente sulle liste d'attesa, non solo rafforzando quello che io definisco l'equità di accesso, quindi la possibilità che tutti i cittadini possono trovare una risposta all'interno del sistema sanitario pubblico, ma concentrandoci principalmente su quello che è il tema del rafforzamento dell'offerta, ma principalmente su quello che è il tema dell'appropriatezza della domanda. Diciamo che sulla scelta e revoca del medico siamo molto soddisfatti perché rappresentava una delle problematiche più importanti di questa ASP. Oggi riusciamo a dare una risposta nelle 24 ore. Tempo di bilanci ma anche di progetti per il nuovo anno. Abbiamo l'obiettivo sul 2026 che è quello del potenziamento dei servizi all'interno delle case di comunità. Ci concentreremo principalmente sull'applicazione del DM77 che sarà il nostro obiettivo principale attraverso il rafforzamento dei servizi, la territorialità e la proattività. Incrementare le vaccinazioni, questo un altro obiettivo per il 2026. Prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 alla sua 10ª tappa. Protagonista Trapani con la tedofora Angela Grignano, gravemente ferita in un'esplosione a Parigi, fu costretta ad abbandonare la carriera della danza. Alle 18 la torcia olimpica ieri è arrivata a Palermo. Laura Spanò.
È stata un'emozionata Angela Grignano, la prima tedofora a dare il via al viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 a Trapani. Angela il 12 gennaio 2019 era a Parigi, in Rue de Treville, quando una fuga di gas provocò un'esplosione che causò 4 morti e centinaia di feriti, tra quali gravemente anche lei. Un incidente che vanificò il suo futuro nella danza. Angela, dopo 10 interventi chirurgici quest'anno, ha messo da parte la stampella e proprio in coincidenza è arrivata la nomina a tedoforo. Diciamo che ho dormito pure poco, può sembrare assurdo, esagerato. Tra l'altro poco fa, quando abbiamo fatto il briefing con i ragazzi dello staff, loro proprio calcano questa cosa per dire: ragazzi, è un momento unico, godetevelo, vi sentirete dentro una bolla, è una cosa davvero importante, vivetevi ogni passo. E io a maggior ragione, dopo 7 anni che ero accompagnata da una stampella, quest'anno sono tornata a vivermi i passi e non ho più a contarli, perché prima li contavo perché per il troppo dolore cercavo di contare i passi per avere contezza. Oggi ho smesso di contare i passi e di viverli invece. Con lei a portare alla fiamma altri tedofori giunti da tutta la provincia. La Fiamma Olimpica ha percorso una parte della città tra 2 ali di folla festante. Qualsiasi tipo sia la sfida, l'audacia della fiamma può dare la carica giusta e la luce, perché nel buio, secondo me, prima o poi la luce spunta. Quindi cerchiamo quella luce sempre, senza avere timore. Nella mattinata la Fiamma Olimpica era arrivata prima al parco di Selinunte, a Castelvetrano, poi a Mazara del Vallo, era passata per Marsala fino a giungere a Trapani, da dove è partita la volta di Palermo, dove ad attenderla ci saranno altri tedofori. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio del Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, Potenza Catania è finita 1-1, i gol nel giro di 1 minuto di Forte e Bruschi. La prestazione dei rossazzurri è stata poco convincente, inoltre c'è la recriminazione per un gol regolare annullato a Rolfini. L'inviato è Marco Carli. Un pari e tanta rabbia per la prestazione che doveva essere migliore, vista anche la superiorità numerica, e per un finale assurdo che ripropone le discussioni sull'FVS e le sue applicazioni, ma soprattutto porta ad un gol di Rolfini annullato ingiustamente. Il Catania, ancora primo ma raggiunto dal Benevento in vetta, fa 1-1 a Potenza. La partita si decide in 1 minuto. Prima Forte, al 7° gol stagionale, dà il vantaggio ai suoi su corner di D'Ausilio. 60 secondi dopo, Bruschi pareggia in diagonale su assist di Mazzeo. Lo stesso Bruschi si fa espellere qualche minuto dopo per un brutto intervento su Di Gennaro. Il Catania, in superiorità numerica, si presenta spesso lì davanti, ma di grandi occasioni se ne vede una sola, doppia con Lunetta. Prima bravo Cucchietti, poi tiro fuori sulla ribattuta. Più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore, però c'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. L'episodio, in un convulso e lunghissimo finale con continue richieste di revisione, diventa decisivo. Al Catania manca un gol regolare annullato a Rolfini per fuorigioco inesistente. Abbiamo rivisto e rivisto l'azione del gol, era non regolare, di più, e quindi sono amareggiato sinceramente, come tutta la squadra, e comunque abbiamo portato a casa una partita importante. E adesso è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.